Sull'avvertenza che vede i dipendenti dell'Agenzia Forestas chiedere di essere inquadrati tra i dipendenti regionali con un contratto adeguato al ruolo svolto e non quello attualmente applicato che li qualifica come braccianti agricoli, interviene con una nota Salvatore Sulas, capogruppo di Liberi e Uguali, in Consiglio Comunale a Nuoro. Incredibile ma vero, l'attuale contratto dei lavoratori di Forestas risulta essere da braccianti agricoli, scrive Sulas. Da circa 2 anni gli operai hanno, come è giusto che sia, rivendicato il sacrosanto diritto di vedersi riconosciuta la propria mansione all'interno di un regime contrattuale a tutti gli effetti regionale, vista la nascita della nuova agenzia Forestas che è rientrata a pieno titolo sotto l'egida della Regione. Il capogruppo di Liberi e Uguali attacca anche i sindacati che in questa fase, anziché affiancare i lavoratori in una giusta rivendicazione, mantengono la situazione in stallo, avanzando proposte fuori da ogni logica, come il contratto di tipo privatistico, ipotesi che per Sulas è da scartare, che sottolinea come sia dovere della Regione applicare un contratto che garantisca le qualifiche attinenti alle mansioni degli operai. È intollerabile ad esempio che un autista o un operaio che occupa determinate mansioni non possa dal 1° gennaio svolgere, nonostante la propria esperienza, il medesimo lavoro, in quanto la stessa non gli viene riconosciuta, una situazione di disagio che secondo il consigliere comunale di Nuoro potrebbe finire per provocare problemi con danni incalcolabili sulla tutela del territorio. L'imbarazzante silenzio dei consiglieri regionali, conclude Sulas, non fa altro che alimentare il dispiacere dei lavoratori. C'è la responsabilità di tutelare con assoluta priorità un settore che con diverse migliaia di famiglie al seguito attende risposte concrete.